Dottor Scimone, siamo qui nel cuore della Carpenè Malvolti dove tutto è iniziato e appunto tutto ha preso il via, la storia di questa cantina, da un uomo, Antonio Carpenè, e dalle sue intuizioni. Quanto dobbiamo noi oggi a quest'uomo? Estremamente sintetico, direi tutto perché lei ha detto bene, qui siamo nel cuore della Carpenè Malvolti, ma siamo nel ventre di quello che è il territorio di Conegliano e Valdobbiadene, quelle colline che poi già nel 2019 hanno ricevuto anche riconoscimento quale patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e che è arrivato appunto dopo oltre 140 anni, questo riconoscimento, dopo che Antonio Carpenè, un visionario, a metà Ottocento decise di far spiantare agli agricoltori del tempo il mais e di far piantare le viti. E oggi questo territorio, baciato dalla natura e dalla virtù degli uomini che nel tempo lo hanno curato, ha ricevuto questo importante riconoscimento. Ma tutto partì, come accennava lei, da un'intuizione di Antonio. Lui era un chimico, un enologo, un tecnico, un vero e proprio scienziato, lo definirei così, che insieme ad altri scienziati del tempo, alla metà del XVIII secolo, personaggi illustri come Louis Pasteur, il tedesco Keck, l'austriaco Liebig, scrissero le pagine della viticoltura e dell'enologia del tempo. Erano tutti quanti scienziati, chimici, microbiologi, che studiarono la materia chimica che atteneva al mondo dell'agricoltura, al mondo di quella che poi è stata l'enologia e quindi il vino, e gettarono le basi della moderna enologia. E grazie a Antonio, che poi trasferì questi concetti, questi studi, li applicò a quella che è la viticoltura delle colline trevigiane, nacque poi quello che oggi tutto il mondo ci invidia come appunto lo spumante più bevuto in questo momento al mondo, quale il Prosecco. Ma tutto lo si deve ad Antonio Carpenè, che non fosse altro, che è già importante questo primo passaggio storico della sua attività, direi culturale più che ancora imprenditoriale, e si premurò, 8 anni dopo dalla fondazione della cantina, che era avvenuta appunto nel 1868, si premurò a fondare una scuola enologica, la prima in Italia, nel 1876, e grazie a questa scuola cominciò a diffondere quella appunto che è stata poi riconosciuta quale cultura viticola e cultura enologica nell'Europa di oggi, nel mondo di oggi. Grazie a lui per questo, grazie a lui per i suoi studi, grazie a lui per il suo impegno culturale e imprenditoriale, che oggi tutto il mondo può parlare di un'economia così fiorente e così importante. Antonio Carpenè cosa comprese delle caratteristiche del vitigno Glera? Lui subito intuì che attraverso quella che oggi noi chiameremmo una zonazione territoriale, lui intuì, insieme anche ad un altro illustre del tempo, Luzzati, che fu anche il fondatore della scuola di commercio allora, oggi Università Ca' Foscari, sempre nello stesso anno della Carpenè Malvolti, nel 1878, capì l'importanza del territorio. Lo mapparono, crearono una prima zonazione del tempo. Esiste uno studio, un libro, è un tomo enorme dove viene studiata l'ampelografia del territorio, viene tracciato tutto il territorio trevigiano. Considerate che a metà dell'Ottocento il territorio poteva contare ufficialmente soltanto 1 ettaro piantato a vite, questo nei tracciati ufficiali, negli albi e registri ufficiali della provincia di Treviso. Oggi nelle colline di Conegliano e Valdobbiadene, quelle più deputate alla produzione del Prosecco superiore, quindi al Prosecco di più alta qualità, sono 9.000 ettari. Lui intuì che questo territorio, quelle colline, potessero far germogliare una pianta come la glera e partorire un frutto, appunto la vite, il vitigno Glera, per poi generare un vino spumante. Quindi capì che tutto l'ambiente circoscritto appunto in queste colline di Conegliano e Valdobbiadene potesse essere quello più adatto dal punto di vista climatico, ambientale. Diciamo che ante litteram potremmo definirlo uno che intuì subito l'ecosistema di questo territorio. E quindi quando oggi si parla di sostenibilità, con tutto il rispetto e con tutte le nozioni aggiornate ad oggi, diciamo che gli albori stanno in quello studio della zonazione che aveva fatto Antonio Carpenè, appunto in quegli anni, a metà Ottocento, fu pubblicato nel 1870, quando lui intuì che questo territorio sarebbe stato il più adatto per generare un vino con la base spumante che oggi appunto viene chiamato Prosecco. Nella vostra storia la scuola e anche l'aspetto, come dire, di diffusione della cultura, del vino, del territorio è un aspetto fondamentale.
e possiamo delinearlo un pochino anche andando indietro alla storia di Antonio Carpenè. Sì, questa si accennava prima, l'ulteriore passaggio, il contributo che Antonio diede alla storia di questo territorio attraverso la fondazione della prima scuola enologica in Italia nel 1876, un anno fondamentale. Antonio fu strenuo anche in questo perché in quel tempo l'allora governo De Pretis aveva soppresso il Ministero dell'Agricoltura. Ciò nonostante Antonio andò contro questa decisione e fece di tutto, lavorò insieme anche ad altri illustri personaggi del tempo, uno fra tutti il primo direttore della scuola Cerletti, e insieme vollero fondare questa scuola che appunto partorì nel 1876. E questa, la scuola, sia allora che oggi, è il fulcro di questo territorio perché è il promotore primo della cultura viticola e della cultura enologica, oltre che formare circa 2000 studenti ogni anno, anche perché nel tempo l'insediamento proprio si è accresciuto anche con l'apporto dell'Università di Padova, che ha stabilito una propria sede anche qui a Conegliano, e quindi coltivare l'interesse delle nuove generazioni attraverso appunto la diffusione della cultura è stato un passaggio epocale nel momento in cui è stata creata, appunto alla fine dell'Ottocento, così come lo è ancora oggi dopo 146 anni di esistenza della scuola. Per cui direi che prescindendo da ogni logica autoreferenziale, sia l'impresa Carpenè Malvolti, sia la scuola di Conegliano hanno dato e continuano a dare ancora oggi un contributo inestimabile a tutto il territorio, a tutto quello che oggi anche il patrimonio UNESCO ci ha riconosciuto, appunto come dicevo nel 2019. Sì, dalla scuola di Conegliano prende origine fra l'altro il primo premio in assoluto, oggi ne contiamo 5 di premi di laurea nazionali e internazionali. Il primo nasce appunto attraverso la scuola di Conegliano nel 1902, grazie ad Etile Carpenè, la seconda generazione, che in onore del padre, alla morte del padre, appunto nel 1902 istituisce la prima medaglia d'oro intestata al padre, che a tutt'oggi viene riconosciuta ogni anno allo studente migliore. Nel tempo poi abbiamo istituito ulteriori 4 premi internazionali che si svolgono appunto ogni anno, oggi siamo arrivati a 5, sono i nostri cerchi olimpici, no? Che mettiamo insieme ogni anno per premiare sempre il merito delle nuove generazioni, per stimolare la conoscenza, la ricerca, lo studio e quindi riconoscere anche il merito a chi si è impegnato e chi si è distinto durante un anno. E questi premi si sviluppano, come dicevo, in Italia e all'estero e vanno a premiare il merito di studenti che sono impegnati non necessariamente nel mondo dell'enologia, ma nella cultura e nella promozione della cultura nel mondo, della cultura italiana nel mondo.